Babbo Natale in moto è una delle iniziative del Natale 2023 del Comune di Favara, una condivisione di tante associazioni, di tanti liberi cittadini che hanno voluto e vogliono avere un momento di tranquillità, di condivisione e anche di felicità. Babbo Natale in moto, i presepi, le novene e tutto quello che fa grande il Natale. Grazie anche al contributo della Regione si avrà un mega concerto di Capodanno per trascorrere in allegria sicuramente il periodo più bello dell'anno. Proprio oggi tante moto, tanti amanti delle due ruote provenienti anche da altre città della provincia e anche fuori hanno voluto salutare così il Natale, svegliando anche magari i più dormienti con un circuito cittadino. Ma sentiamoli. Così, stamattina ci siamo tutti radunati al campo sportivo, abbiamo aspettato tanti motociclisti che vengono anche dalla provincia, quindi non solo di Favara, abbiamo coinvolto tutti, una bellissima mattinata, stamattina la prima edizione di Babbo Natale in moto, coinvolgendo tutta la comunità, abbiamo fatto il giro di tutta la città, adesso ci troviamo in piazza Cavour per un momento allegorico dove Babbo Natale consegnerà ai bambini delle caramelle. Un momento di comunità, un momento di unione per tutti, dove siamo riusciti a coinvolgere dai più piccoli ai più grandi. È stato un momento di ritrovo tra i vari gruppi di motociclisti e abbiamo colto l'occasione di organizzare questa cosa in maniera quasi estemporanea, che però devo dire è riuscita abbastanza bene, ci ha visti uniti e speriamo che sia solo la prima di una lunga serie di occasioni. Noi siamo Motoclub 40, poi abbiamo Fabaria Bikers. Fabaria Bikers, siamo in tanti, siamo riusciti alla fine a organizzare questo bel giro a Favara e abbiamo invitato i nostri amici in moto a Agrigento. Due ruote e libertà, due ruote e condivisione, due ruote e allegria. Ottimo, detto perfettamente. Noi facciamo un po' di turismo praticamente, abbracciamo tutta la provincia di Agrigento come iscritti e facciamo un po' di turismo siciliano nei vari posti particolari che possono essere di interesse, un po' per condividere tutti assieme con le moto. E oggi una moto particolare, sì, tutti vestiti di Natale. Sì, assolutamente, io faccio parte di APOP, che è un'associazione che si spende nel sociale, faccio parte anche di Fabaria Bikers e abbiamo fatto un po' di cappello alla manifestazione perché dà gioia, rumore e colore per le strade cittadine. Signor Sindaco, buongiorno. Un modo rumoroso per festeggiare il Natale, sicuramente allegro, non solo per gli amanti delle due ruote, ma credo su tutta Favara, considerato che avete fatto il giro e praticamente svegliato tutti. È stato bellissimo anche perché siamo passati da qualche piazza tipo San Calogero dove c'erano i ragazzini ed è stata un'emozione anche per loro. Abbiamo fatto il giro di quasi tutta la città, dappertutto gente felice, contenta, stiamo cercando di creare un clima festoso. Natale in moto, Natale in moto, una delle tante iniziative di questo Natale Capodanno 2023-2024 con un gran finale, grazie alla città di Favara, grazie alla Regione e a quanti si stanno spendendo. Eh sì, quest'anno fortunatamente stiamo avendo un bellissimo calendario, Favara ne aveva bisogno e lo meritava dopo tutto quello che è successo quest'anno, un po' di serenità e stare tutti assieme era il momento opportuno. Vogliamo invitare quindi quanti lo vogliono a venire a Favara il 31? Il 31 a Favara ci sarà il concerto di Silvia Mezzanotte dalle 11 fino a mezzanotte inoltrata e poi tutta la notte musica con DJ Ross, sarà uno spettacolo perché è uno dei migliori DJ che c'è in Italia.